Torna l'incubo delle rapine in villa. A Padova 2 coniugi ottantenni picchiati e sequestrati in casa da 4 banditi armati di pistola che li hanno derubati di pochi gioielli. La donna malata di Alzheimer in ospedale per le ferite. Non esiste che i 2 poveri anziani vengano massacrati di botte, così lo sfogo del genero della coppia mentre la paura serpeggia in zona. A Cordignano e Caneva il giorno del dolore con l'addio Daniele Marco, 2 dei 4 ragazzi morti nella strage di Godega, la disperazione degli amici. Pesanti insulti razzisti al medico camerunense in servizio all'ospedale di Lignano dopo il racconto sui social denunciato un 59enne trevigiano. Provo rabbia e delusione, commenta la vittima. Dopo il maltempo di ieri, il distacco di alcuni frammenti dal campanile di San Marco, un drone dei vigili del fuoco in volo per controllare la staticità del simbolo di Venezia, non ci sono anomalie. I PM di Roma hanno aperto un'indagine per la morte di Luca Nogaris e Alessio Picelli, 2 imprenditori polesani trovati morti in un appartamento di New York, ribadita l'ipotesi dell'overdose. Chiuse le consultazioni online, anche il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati in Veneto, dalla conferma Cappelletti alla sorpresa Manes. Toccante cerimonia ad Asiago, dove alla presenza di genitori è stato intitolato una parte del Sentiero della Pace all'ambasciatore Luca Tanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo, uccisi in Congo 1 anno e mezzo fa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, fatti davvero terribili avvenuti in una villa a Padova, dove una coppia di anziani è stata sequestrata in casa e derubata di pochi gioielli. Sta indagando la polizia. Stava chiudendo le finestre di casa per la pioggia quando è stato sopraffatto con violenza da 4 uomini che hanno fatto irruzione armati di pistola. La rapina violenta si è consumata in questo villino di via Asiago, tranquilla zona residenziale di Padova, popolata da villette che si affacciano sulla più trafficata, via Armistizio. L'anziano proprietario di casa, 83enne, verso le 21:30, quando è iniziato il temporale, stava chiudendo le finestre e si è trovato faccia a faccia con i ladri. I 4 rapinatori non hanno esitato ad usare la violenza contro i 2 anziani. L'uomo è stato legato ai polsi, la moglie invece percossa al volto. I banditi si sono accaniti con violenza anche sulla moglie, 79enne, che ora si trova in ospedale per accertamenti. Una brutalità inaudita per rubare alla coppia le 2 fedi e una catenina d'oro. Sono parecchio massacrati, nel senso che sono stati picchiati. A parlare è il genero dei 2 anziani, poche parole che esprimono però la preoccupazione per le condizioni di salute di marito e moglie ancora molto spaventati. Non esiste che 2 persone di 80 anni che vivono in casa e spendono la propria pensione per pagare la badante, perché mia suocera ha l'Alzheimer, non hanno niente in casa perché non hanno niente e vengono massacrati di botte. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dall'83enne che è riuscito a dare l'allarme quando i 4 malviventi si sono allontanati. I residenti di via Asiago non hanno sentito nulla, ma sono un po' preoccupati dopo questo episodio. Noi non abbiamo mai subito episodi, non abbiamo avuto sentore di queste cose, però certo che appunto abitando in una zona tra virgolette prestigiosa abbiamo segnali da questo e quel vicino in cui ci sono stati degli episodi insomma anche abbastanza clamorosi. Secondo le prime informazioni si tratta di 4 uomini, probabilmente di giovane età. Dal loro accento non si esclude che possano essere stranieri. Hanno agito a volto coperto e armati con 2 pistole. Rimaniamo per la cronaca a Padova, dove un barista della centralissima Piazza delle Erbe è stato minacciato da un gruppo di sbandati. I colleghi del salone e degli altri negozi si stanno mobilitando per chiedere una pattuglia fissa. Ti spacchiamo tutto, urlato in dialetto veneto, minacce in pieno giorno che ormai sono costanti per i baristi di Piazza delle Erbe, presi di mira da un gruppo di sbandati che si aggirano vicino ai bagni pubblici della centralissima Piazza di Padova. Un cliente al tavolino del locale riprende la scena avvenuta mercoledì verso mezzogiorno. Si vede, si sente chiaramente un uomo che inveisce e minaccia il titolare del bar Steam Power, Giampaolo Facco.
Sono entrate 2 persone nel locale, sempre dello stesso gruppo, diciamo, che è qui, che staziona tra i bagni pubblici e il PAM come diciamo tratto, e sono entrati, hanno minacciato e aggredito sia me che una mia dipendente. Quindi praticamente noi abbiamo già fatto la denuncia alle forze dell'ordine, però appunto abbiamo chiesto anche l'aiuto degli altri esercenti qui della piazza, perché è un problema che è comune a tutti. Abbiamo dovuto anche chiudere prima la sera, non riusciamo più a stare aperti fino all'1 di notte, ma dobbiamo chiudere alle 10 perché le ragazze ovviamente hanno paura. La situazione va avanti da qualche tempo, dicono i commercianti, addirittura gli sbandati mandano altri amici a minacciare i gestori dei bar che rifiutano di servire loro da bere perché disturbano gli altri clienti. Alcuni esercenti del salone stanno pensando di presentare un esposto per chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. Dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di avere un presidio fisso qui, perché chiamare la volante quando succede qualcosa non è sufficiente, ci mettono del tempo, arrivano, non hanno mezzi, e c'è bisogno proprio di avere qualcuno qui, perché abbiamo bisogno di sentirci protetti, così non riusciamo a lavorare. Noi abbiamo il Deor qui, vengono disturbati gli ospiti, le ragazze si spaventano, ci sono episodi di violenza verbale, tentativi anche di far qualcosa che non va bene, insomma, a volte c'è stata tirata una bicicletta addosso, a volte sono stati buttati animali sui tavoli dei clienti. A giugno una donna mezza nuda in Piazza delle Erbe aveva lanciato dei bicchieri contro dei clienti, e così molti locali dopo questi episodi hanno anticipato la chiusura. Non si può lavorare in questo modo, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno qui che ci dia una mano e che li faccia spostare. E oggi è stato il giorno del lutto tra Caneva e Cordignano per l'addio a Daniele De Re e Marco Da Re, 2 dei 4 ragazzi morti nella strage di sabato scorso a Godega di Sant'Urbano. Questa mattina ai funerali di Daniele il parroco ha chiesto all'intera comunità di liberare il proprio dolore. Vorrei tu potessi spiegare perché ti dobbiamo salutare così presto, le parole di un amico di Daniele. Facciamolo risuonare il nostro grido alle orecchie di Dio, ne abbiamo diritto. Siamo il suo popolo, siamo il suo freddo, sappiamo che Lui conosce tutto, conosce il nostro animo, la nostra sofferenza, il nostro smarrimento, ma non dobbiamo vergognarci di esprimere a Lui, che ci ama, quello che abbiamo nel cuore. È un appello a liberare il proprio dolore di singoli e di comunità, quello che parte da Don Claudio nel giorno dell'ultimo saluto a Daniele De Re, uno dei 4 ragazzi morti nella strage di Godega poco meno di una settimana fa. Sulla bara di legno chiaro, la sciarpa del Timbo Scorsago, la bici e l'informatica erano le grandi passioni del 18enne, studente all'Istituto Kennedy di Pordenone. La chiesa di Cordignano non è riuscita a contenere l'affetto e il cordoglio di centinaia di persone strette a mamma Federica, papà Ivan, al fratello Giulio e ai nonni. Di fronte a questi avvenimenti ci sentiamo piccoli, senza possibilità di scampo. Penso a voi genitori, famiglia di Daniele, ma penso anche a voi giovani che sperimentate, magari per la prima volta, più da vicino, questa realtà dolorosa, la mancanza improvvisa di una persona cara. Una vita interrotta bruscamente, troppo presto, tante quindi le parole non dette. Lo stesso Daniele, ricorda il migliore amico, parlava poco, preferiva i gesti concreti, le relazioni autentiche. Vorrei che potessi spiegarmi perché dobbiamo salutarci così presto. In questi 11 anni, nonostante tu sia sempre stato dannatamente enigmatico, sono riuscito a conoscerti in diverse sfumature, tutte legate da un cuore troppo grande per essere nascosto dalla tua felpa nera. Nella nostra amicizia i gesti sono sempre venuti prima delle parole, ma ora non posso che dirti che ti voglio bene. Che ho sempre ammirato la tua mente geniale, le tue intuizioni e il tuo modo di affrontare le cose. A rappresentare lo shock di tutta Cordignano è il sindaco Campagna. Nella stessa chiesa arcipretale nelle prossime ore si dirà addio anche a Daniele Ortolan, dopo che nel pomeriggio nella vicina Caneva si sono celebrati i funerali di Marco Da Re. È un fatto veramente grave che ci ha colpito tutti e credo che una cosa del genere non ce la potremo dimenticare facilmente. Ieri purtroppo a causa dell'allerta meteo abbiamo dovuto annullare la veglia di preghiera che avevamo organizzato. Adesso stiamo vedendo anche compatibilmente con le condizioni di riproporre
proporre qualcosa per domani sera. Le famiglie ci tengono, quindi vedremo se riusciremo a fare questo. Ci teniamo anche noi. Daniele De Re, Marco Darè, Daniele Ortolan, Xuliano Chellici, assicura il sindaco, non saranno dimenticati. Adesso chiaramente il dolore è ancora forte e vedremo in futuro come ricordarli. Sia santificato il tuo nome. È un 59enne trevigiano l'uomo che 2 sere fa ha aggredito verbalmente con pesanti epiteti razzisti una 35enne medico di colore all'ospedale di Lignano. La denuncia è stata presentata stamane al comando dei carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Andy Nganso, il 35enne medico camerunense residente a Caorle e in servizio al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, non ha voluto attendere. Troppa la rabbia, troppo il disgusto. Per lui, dal 2006, in un'Italia dove ha coronato il sogno della laurea in medicina e già in passato protagonista di denunce contro il razzismo subite da lui e da altri connazionali, quelle parole feroci sono state l'ennesima pugnalata. Le parole di un 59enne trevigiano, già lavoratore stagionale a Lignano, che il 17 agosto in piena notte si presenta in ospedale con diverse ferite dopo una lite in stato di alterazione e che si rivolge così al medico, rifiutandosi di farsi curare. Ciao negro, ciao. Negro bastardo schifoso, ciao. Preferivo 2 costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Bestemmie e insulti senza sosta di fronte al medico, una bagarre nel punto di primo soccorso, tanto che il 35enne, vista la situazione, chiama i carabinieri e nel frattempo registra quelle parole che poi pubblicherà sui social. Croce Rossa Lignano, i negri all'arrembaggio. Certo, una laurea da voi costa che $500, pezzente. Con tutte le sfide un dottor negro. Mamma mia. Non toccarmi, che non mi attacchi i malattie. Assistito dal legale Chetti La Torre con studio a Bologna, il medico ha sporto denuncia confermando i fatti già riportati. Sull'accaduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria per una valutazione dei fatti da parte del PM della Procura di Udine. Tanta la rabbia ma anche la delusione per il paese in cui ho scelto di vivere. Queste le parole del medico camerunense. Ovviamente si prova tanta rabbia, tanta frustrazione, ma anche tanta delusione per diciamo, il paese nel quale si è deciso di vivere. Queste le parole del medico aggredito con insulti razzisti. Tanta la rabbia, ma anche la delusione per un paese che dovrebbe essere maggiormente inclusivo, dice. L'Italia, anche per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, ha avuto questa storia di grande accoglienza, ma questo non toglie che a fianco a questa capacità di accoglienza c'è tanto razzismo. L'Italia è un paese accogliente, sì, l'Italia è anche un paese razzista. Gli atti di razzismo nel nostro paese sono atti quotidiani. Tema questo del razzismo che non riguarda soltanto la violenza subita dal singolo, specifica il medico camerunense stabilitosi da tempo a Caorle. Ci dobbiamo lavorare, non c'è da aver paura di dirlo, che c'è un problema di razzismo. Siamo accoglienti, sì, si vive bene a Caorle, sì, però c'è anche altre problematiche che sicuramente la cittadinanza del Veneto, dell'Italia tutta, del Friuli, ma dell'Italia tutta, dell'Europa tutta deve affrontare. È brutta la parola abituati, ma è quella, siamo abituati a confrontarci, perché gli episodi di questo tipo nella nostra quotidianità accadono, fa sempre male. Dopo il nubifragio che ieri si è abbattuto anche sulla laguna con la caduta di alcuni frammenti dal campanile di San Marco, questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato i controlli sulla staticità. Circa una 60 di interventi ieri della Protezione Civile in supporto ai vigili del fuoco sul territorio del Comune di Venezia, la maggior parte sulla terraferma, alcuni anche sul lido di Venezia, insomma tanta paura, ma alla fine fortunatamente i danni sono stati molto contenuti, non ci sono stati danni a persone o cose. E così anche per il campanile di San Marco, che ieri durante il violento nubifragio abbattutosi sulla città aveva destato qualche preoccupazione con la caduta di alcuni frammenti di
di mattone. Nessuna particolare anomalia o situazione di rischio imminente è il risultato dei controlli effettuati questa mattina dai vigili del fuoco del nucleo SAPR, il sistema aeromobile a pilotaggio remoto del Veneto, che hanno eseguito i rilievi video fotografici del campanile con un drone. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia, Francesco Pilo. Al sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha preso parte anche la polizia locale, che ha delimitato l'area, insieme al vice sindaco e assessore alla protezione civile Tomaello. Il cedimento potrebbe essere stato causato dall'impatto di un oggetto, un tavolo o una sedia volati via dalla piazza, contro la struttura muraria del campanile, che poi ne ha provocato lo scheggiamento. Sarà la Procuratoria di San Marco a provvedere alla manutenzione del campanile. L'auspicio che il tempo possa migliorare, che possa anche piovere, visto che lo aspettiamo da tanto tempo, ma che insomma non ci siano forti perturbazioni come quelle di ieri. L'auspicio insomma che anche massima attenzione da parte di tutti i cittadini, seguire anche le indicazioni, i bollettini che vengono periodicamente emessi. Anche a Chioggia è scattata la conta dei danni. Raffiche di vento improvvise oltre 100 km/h hanno messo a dura prova la città. A farne le spese maggiormente purtroppo sono stati i balneari, che stavano veramente vivendo dopo 2 anni di agonia una stagione strepitosa, bellissima, e purtroppo questi danneggiamenti sicuramente vanno a compromettere un po' la stagione, perché al di là di 2 o 3 giorni persi a causa del maltempo c'è proprio la conta dei danni fatti, ombrelloni sradicati, distrutti. Tra i balneari e il centro storico della città credo che superiamo abbondantemente il 1,5 milioni di danni. All'indomani del nubifragio che si è abbattuto anche su Chioggia è il momento di fare la conta dei danni, che non sono pochi, soprattutto se si considera la breve durata della tempesta. Colpito anche l'oratorio dei Salesiani. Questi 5-10 minuti di raffiche di vento fortissimo ha sradicato in modo particolare. I danni più ingenti sono nel livello di un abbaino, che è stato proprio... Ecco, che lo stiamo proprio vedendo adesso con le immagini. Sì, da sotto è un po' difficile vedere i danni, ma è stato proprio sventrato. L'acqua è entrata all'interno della casa facendo scoppiare i controsoffitti di camere, alcuni uffici dell'oratorio, e riempiendo proprio d'acqua tutto. Danni anche gli stabilimenti balneari, che però già questa mattina erano pronti a ripartire dopo un'intensa nottata di lavoro. Ovviamente qui abbiamo subito dei danni, però noi come balneari imprenditori guardiamo sempre avanti. Il nostro è un servizio che dobbiamo dare a tutti e continuiamo sempre a darlo, e questo abbiamo visto ieri, che abbiamo messo subito in sicurezza, abbiamo proprio intervenuto immediatamente per sistemare la spiaggia, proprio per accogliere tutti i nostri gentili ospiti. Mentre l'amministrazione continua a lavorare per sistemare gli edifici colpiti. Con gli uffici tecnici del comune dei lavori pubblici stiamo monitorando anche tutti gli edifici pubblici. A me interessano le scuole, perché fra meno di un mese inizieranno le scuole e voglio sincerarmi che le scuole siano al sicuro, che sia tutto funzionante. Con la speranza che arrivino al più presto i contributi dopo la dichiarazione immediata del governatore Zaia dello stato d'emergenza. I PM di Roma hanno aperto un'indagine per la morte di Luca Nogaris e Alessio Picelli, 2 imprenditori polesani trovati morti il 10 agosto in un appartamento del Queens a New York. Secondo l'ipotesi della polizia, il decesso è legato all'uso di sostanze stupefacenti, quindi viene ribadita di fatto l'ipotesi iniziale. Il procedimento italiano è al momento contro ignoti. Ritorniamo sulla morte di Nicolò Ghedini. La politica e gli avvocati padovani si stringono alla famiglia. Domani i funerali. Per me è un fratello. Abbiamo passato 50 anni insieme. Profondamente scosso dal dolore, Nicola Lodi, coordinatore padovano di Forza Italia, ricorda l'amico Nicolò Ghedini, scomparso prematuramente il 17 agosto. Un fratello più che un amico. Lo scorso 30 luglio il senatore, malato da qualche tempo, aveva inviato a Lodi un'ultima lettera per ricordare la loro lunga amicizia. Oltre al ricordo dell'uomo politico, Nicola Lodi traccia un ritratto personale dell'avvocato Ghedini. È un uomo che, nonostante l'aspetto un po' algido, se vuole, o riservato, è stato un uomo che ha fatto tantissimo del bene, in maniera
riservata e silente. I funerali, che saranno in forma privata come da volontà del defunto Nicolò, si terranno domani alle 11 a Santa Maria di Sala, paese dove la famiglia Ghedini vive. L'Ordine degli Avvocati di Padova però pensa che è un momento di ricordo nelle prossime settimane ed esprime il cordoglio alle sorelle del senatore Ippolita e Vittoria Nicoletta, anche loro avvocatesse del Foro Padovano. La sua scomparsa prematura è davvero una ferita dolorosa per tutta la comunità degli avvocati di Padova. Perdiamo un collega di grandissimo pregio, di grande intelligenza, di signorilità raffinata, di grande passione professionale. La giornata politica con il Movimento 5 Stelle che ha svelato i propri candidati anche in Veneto. Da qui si parte tra vecchie glorie e vere e proprie new entry, per certi versi clamorose, chiuse le parlamentarie, rigorosamente online, anche il Movimento 5 Stelle ha i suoi nomi. Per la Camera nel collegio Veneto 1 la più votata è risultata Cristina Manes con 353 voti. Originaria di Matera, è stata candidata sindaco nel 2014 a Mogliano Veneto, dove portò a casa circa il 12% dei consensi. Sarà quindi lei la capolista, a seguire la veneziana Elena Quaranta, terzi a pari merito il trevigiano Maurizio Mestriner e Francesca Rossi, architetto a Mestre. Nella lista anche l'ex sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. Per il collegio Veneto 2 il più votato è stato Enrico Cappelletti, volto tra i più noti del movimento e già candidato governatore anti-Zaia nel 2020. Sarà quindi capolista, seguito dalla vicentina Sonia Perenzoni, in lizza anche il padovano Giacomo Cusumano. Per il Senato la posizione di vertice sarà occupata dalla senatrice uscente Barbara Guidolin Bassanese, che ha conquistato 976 voti, seguita dalla collega di Milano Orietta Vanin. Resta da capire se e come interverranno il leader politico Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo, e questo nel giorno in cui gli ex alleati democratici presentano il piano giovani. A Roma con Enrico Letta anche la trevigiana Rachele Scarpa, individuata come capolista alla Camera. Salario minimo, dote per i diciottenni, abolizione degli stage gratuiti, contributi per gli affitti, diritto allo studio, le azioni del programma DEM. Perché c'è un tema molto grosso in Italia in questo momento ed è un tema di accesso al diritto allo studio, che non è assolutamente garantito e ancora oggi dipende troppo da dove nasci e in che condizione economica sei, dal tuo punto di partenza. Sempre a sinistra, Europa Verde rilancia i temi dell'energia e la necessità di tassare totalmente gli extra profitti dei colossi. La proposta che noi portiamo avanti è quella di tassare al 100% gli extra profitti, cioè quello che in più guadagnano, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà per via dell'energia. E siccome settembre sarà un bagno di sangue in termini di costo delle nostre bollette, dell'energia che consumiamo, è evidente che dobbiamo intervenire nell'immediato così e andare poi verso una produzione autonoma e locale di energia. Intanto, a partire da lunedì alle 21:15, a proposito di politica, tornano il confronto, il dibattito di Ring e il talk show raddoppia il martedì alla stessa ora, ospiti in studio, collegamenti, sondaggi, l'approfondimento della politica condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino ogni lunedì e martedì alle 21:15, ovviamente su Antenna 3. Adesso andiamo ad Asiago per una toccante cerimonia. È una desiderata pioggia d'agosto a bagnare benevola la cerimonia con cui la città di Asiago, raccogliendo un'idea del giornalista Tony Capuozzo, intitola 3 chilometri del sentiero della pace dal forte interrotto ai cimiteri del Moshag, nei luoghi della prima guerra mondiale, a Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo trucidato in un agguato a Goma il 22 febbraio 2021, a Vittorio Iacovacci, il carabiniere della scorta, a Mustafa Milambo, l'autista congolese uccisi insieme a lui. Profondo il legame tra Luca Attanasio, che questa strada Carrareccia la percorreva in bicicletta durante le sue vacanze, e l'altopiano, una terra che ha raccolto il sangue della guerra e per questo desidera la pace. Sull'altopiano hanno una casa i genitori di Luca Attanasio. Il padre Salvatore era presente all'intitolazione. Una donna dell'altopiano di Enego, la nonna materna di Luca Attanasio. Pace, giustizia, solidarietà. Ha dedicato la sua esistenza a questo il giovane ambasciatore che nei suoi 44 anni di vita ha seminato profondi germogli di bene.
Sulla bellezza della pace, sulla serenità di una natura che chiede rispetto, sono invitati a riflettere quanti vorranno percorrere questo tratto di sentiero. Un sentiero accessibile a tutti, ricorda Nicola Lobbia, assessore al turismo del comune di Asiago. Un sentiero da percorrere con cuore e orecchi ben aperti. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 20 agosto. Sul Veneto le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una residua variabilità con cielo localmente sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata il tempo sarà stabile e sereno, soprattutto in pianura, mentre nelle zone montane sono attesi addensamenti nuvolosi che potrebbero portare a locali piovaschi in serata. Temperature minime stazionarie comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile sulle aree montane con possibili locali rovesci o temporali nel pomeriggio. In pianura in genere poco nuvoloso con ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 19 e 20 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo in prevalenza soleggiato con possibilità di velature sparse nelle ore più calde della giornata. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.